Siamo arrivati nel punto in cui è necessario fermare la lavorazione e proseguire con la punta, per poi ovviamente girare la lavorazione e completare la parte a mezzo punto. Dunque, questo è il portante che arriva dalla tela, questo è il piede. Sul piede eseguo una torcigliata, dopodiché lavoro a puntotela e lascio il portante, metto uno spillino in questo punto e proseguo a puntotela senza attorcigliare nessuna coppia. Qui eseguo il piede, metto lo spillo e ritorno indietro, lavorando ovviamente a puntotela tutte le coppie. A questo punto lascio di nuovo il portante, metto uno spillino in mezzo dopodiché continuo a puntotela lavorando le altre coppie. A questo punto eseguo il piede, metto uno spillino e lavoro le coppie come di consueto. A questo punto ancora una volta devo eliminare il portante, dopodiché metto uno spillino, eseguo il piede, metto uno spillino in questo punto, lavoro a puntotela l'ultima coppia, quindi siamo arrivati finalmente in punta. A questo punto cosa faccio? Attorciglio entrambe le coppie, eseguo un piede e questo sarà la mia punta, quindi metto lo spillo di sbieco e devo girare il tombolo. A questo punto dobbiamo continuare la lavorazione della foglia eseguendo la parte a mezzo punto. Dunque, questo che è la seconda coppia con cui abbiamo fatto il piede, ovviamente è il portante. Dopodiché prendiamo una coppia, la prima coppia verticale, la torcigliamo una volta ed eseguiamo un mezzo punto. Dopodiché attorcigliamo due volte la coppia che ho nella mano destra, eseguiamo il piede in questo modo e metto lo spillino dopodiché attorcigliamo sempre il portante, eseguiamo un punto a mezzo punto e possiamo a questo punto agganciarci con questa coppia nella piccola mocchettina che abbiamo eseguito precedentemente.
logicamente attorcigliamo il paio e andiamo dentro la mocchettina, ci agganciamo in questo modo poi questa coppia diventa il verticale e prendiamo la coppia che avevamo abbandonato in precedenza, questa, e la utilizziamo come portante. Quindi la torcigliamo una volta e cominciamo a eseguire il mezzo punto sulle coppie verticali. Queste coppie non consideriamole perché sono quelle che avevamo lasciato in precedenza. 2 attorcigliate, piede. Devo posizionare meglio il tombolo. Metto lo spillo del piede, 2 attorcigliate e continuo a fare il mio mezzo punto. Arrivato in questo punto, come mostrato in precedenza, tolgo lo spillino della mocchettina, vado dentro, logicamente attorciglio il portante per fare in modo che il mezzo punto rimanga chiuso, tiro, sistemo logicamente le coppie, prendo la coppia verticale che avevamo abbandonato quando stavamo eseguendo la punta, la torciglio una volta, attorciglio una volta la coppia che abbiamo successiva e comincio a fare il mezzo punto. Come di consueto. Per chi non sapesse fare il mezzo punto, consiglio di andare a visionare il video dedicato che è sempre sul mio canale. Torno indietro dopo aver fatto il piede con il mezzo punto, tolgo lo spillo che tiene la mocchettina, vado dentro e prendo il portante. Prendo la coppia che ho subito qua pronta successiva, la torciglio una volta assieme al primo verticale e comincio a fare il mezzo punto. Cominciamo a lavorare a mezzo punto fino ad arrivare al piede. Dopodiché mettiamo lo spillino, tiriamo sempre bene il portante e poi proseguiamo. A questo punto dobbiamo agganciarci al piede. Nella foglia ci si aggancia sempre di sbalzo. Questa operazione l'ho già fatta vedere nel video della foglia precedente, quindi in quella interamente a punto tela, però lo rivediamo. Dunque, il portante si attorciglia una volta in questo modo, si va
con l'uncinetto sotto al piede completamente, in questo modo. Quindi vado sotto al piede, prendo il filo del portante e mi aggancio. Questo vuol dire agganciarsi di sbalzo. Dopodiché lavoro a mezzo punto e proseguo nella lavorazione. Proseguo. E mi riaggancio di sbalzo. Dunque, vado sotto al piede e lo prendo in maniera totale, così. Prendo il primo filo del portante e tiro. Continuiamo a lavorare a mezzo punto e poi eseguiamo il piede. Cominciamo ad eseguire il mezzo punto. E mi aggancio sempre di sbalzo. Questa coppia probabilmente al giro successivo non la utilizzerò più, quindi la lascio dietro al tombolo, perché devo cominciare a eliminare almeno una coppia perché il lavoro comincia a stringersi. Quindi lavoro a mezzo punto, non lavoro l'ultima coppia ma mi aggancio direttamente al piede. Quella coppia poi la agganceremo successivamente sempre al piede. Ci si aggancia e si continua questo tipo di lavorazione fino ad arrivare in chiusura.
questa coppia la possiamo già eliminare, la torcigliamo, andiamo nel piede successivo e la agganciamo. Dopodiché questa coppia, come per le successive che verranno, viene annodata e tagliata. Anche questa coppia verrà eliminata. In questo modo. Eseguiamo l'ultimo piede e adesso agganciamo tutte le paia, perché la foglia è stata completata. Ecco come risulta la foglia completata. Andiamo a togliere gli sfilli. Ecco come risulta la foglia completata. La parte a punto tela e la parte a mezzo punto. Come possiamo vedere, il piede preso di sbalzo è in rilievo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia interessato e ne vi abbia fatto scoprire una nuova tecnica o qualcosa di nuovo che non conoscevate, e a presto sul canale YouTube The Lace Maker Diary con tanti altri progetti.